Quando ero studente all'Accademia negli anni 90, mi capitò di andare a vedere uno spettacolo con Glauco Mauri, forse era un Enrico IV di Pirandello. Lo andai a vedere 2 volte perché la prima volta mi colpì e andai la seconda volta per vedere se era ugualmente bravo. E lo era. Così alla seconda volta mi feci il coraggio e andai nei camerini per incontrarlo e fargli una domanda. E così la feci. Maestro, ma lei utilizza il metodo Stanislavski? Lui mi guardò e mi disse: tu sei un allievo dell'Accademia? E io risposi sì. E poi per rispondere alla mia domanda mi disse: no, io utilizzo la tecnica. Beh, inutile dire che la sua risposta mi sconvolse perché noi lavoravamo soprattutto sul metodo Stanislavski. Poi uscito dall'Accademia e quando cominciai a lavorare come attore, capii che aveva ragione. Nel senso che il metodo di Stanislavski, come diceva Stanislavski stesso, è efficace ma fallibile. Non sempre si riesce attraverso la reviviscenza dei propri ricordi, delle proprie emozioni, del proprio vissuto, arrivare a ciò che serve al personaggio. Ma soprattutto non sempre si ha voglia di fare questo tipo di percorso, anche perché può essere molto molto faticoso, soprattutto quando avevo delle tournée lunghe 6 mesi. Così piano piano ho sviluppato un mio percorso che io chiamo il respiro delle emozioni. È un percorso che si basa sulla codificazione del respiro in relazione alle differenti emozioni. La paura, l'amore, la rabbia, la seduzione. Attraverso questo metodo si cerca di stimolare muscolarmente l'emozione. Certo, come dice Stanislavski, servono le circostanze date, cioè una situazione, un personaggio, e in base a quello ovviamente si applica la tecnica. Abbiamo pensato così di formulare dei seminari, questa è la 3ª edizione, che abbiamo chiamato Skills, le abilità dell'attore. Quest'anno, 2023, ci concentriamo in 2 differenti weekend su 4, 2 per volta, emozioni differenti e per cui la loro codificazione. Utilizzeremo delle scene tratte o dal teatro o dal cinema e si lavorerà sia per le assi del palcoscenico sia per la macchina da presa. Se siete interessati scriveteci segreteria@recitando.it oppure per approfondire andate sul sito www.recitando.it. Ciao!